In merito alle frane cadute in questi giorni nel Vicentino, che purtroppo si stanno susseguendo in varie zone del nostro territorio, credo che le dichiarazioni da parte della Regione dell'importanza dei monitoraggi non siano sufficienti. Dopo la frana che ancora oggi tiene in scacco la statale Valsugana, dopo lo smottamento che per l'ennesima volta ha colpito i collegamenti viari con il Trentino all'Aste Basse, la politica chiede agli amministratori una maggiore attenzione. Serve un piano sistemico di presa in carico di questi tratti stradali assieme agli enti gestori appunto di questi tratti, ma un piano che guardi alla prevenzione, alla messa in sicurezza, a garantire una fruibilità non continuamente messa a rischio da eventi di questo genere. Il dito è puntato contro chi, da Venezia o da Roma, non sempre è stato vicino al territorio. Basti pensare a ciò che è successo in Valsugana. Dopo le passerelle dei politici nazionali e regionali stanno ancora attendendo risposte chiare, stanno ancora attendendo la soluzione di una criticità che blocca la viabilità di intere comunità. Sono in molti a chiedere che si passi una volta per tutte dal dire al fare su un tema, quello della fragilità del territorio e della viabilità, che interessa una vasta zona del Bassanese e del Veneto. Credo che sia necessario passare dalle parole ai fatti e non accontentarci di controllare ciò che succede, ma costruire un progetto di insieme, di sistema, di presa in carico e messa in sicurezza.